procurare moderare baronesa tirannia. Isi no provvida mia, torna besave in terra, declarata è già sa guerra contra l'esabre potenzia, e incomincia sa pazienza in suo popolo a mancare, quando si pesa suento è sprezioso ventolare. Gente gussizza da male, iscurtate saoghe mia, Gustavo puro tesora, destirpare sos abusos, a terra sol malos usos, a terra su disputismo, guerra, guerra, egoísmo, guerra sos opresores, cursos tiranos minores, es preciso humiliare, varones a tirannia, procurare, Buonasera a tutti, benvenuti intanto numerosi come l'altra volta, perché questa è la seconda iniziativa organizzata in questo nuraghe dedicata all'astronomia. Allora, dicevo, questa è la seconda iniziativa organizzata qui nelle nuraghe dedicata all'astronomia. Grazie ad Alberto Pala che ci ha invitati a continuare con questo percorso, abbiamo pensato oggi di presentare un libro di Tonino Busso in compagnia dei componenti, 9 componenti del coro stellario di Santo Nicola di Brunella. Brunella è un centro qui vicino a Nuraghe e tra l'altro anche Alberto, che gestisce questo Nuraghe già da parecchi anni, viene da Brunella. Io ho letto qualcosa, anche qualche notizia sul coro, l'ho ricavata anche da quello che mi è stato riferito, è un coro giovane, con 9 componenti, perché ci si aspetta questi cori numerosissimi in Sardegna, partendo da quelli più storici, no? Probabilmente da Nuoro, e io mi ricordo 20 anche oltre componenti. Qui siamo 9, ma va bene, insomma. È un coro nato nel 2017, per quello che ho capito, diretto da Luigino
Luigino Cosu, e deve la sua fama in particolare a un brano, ricordatemelo voi, sì. E poi magari non so, li ascolteremo anche successivamente. Il coro quindi giovane, però il nome, ecco, a me ha colpito molto il nome perché Stellaria è in sintonia intanto con la serata dedicata all'astronomia, e poi Stellaria è un nome, un toponimo di origine medievale. Stellaria si trova per la prima volta in un documento del 1300, e poi è attribuito a un villaggio scomparso probabilmente alla fine del 300 e poi successivamente nel 400 con la peste, con l'arrivo degli aragonesi. Non si sa dove sia oggi Stellaria perché ci sono diverse ipotesi. È stato individuato. Ci sono delle ipotesi convincenti di carattere archeologico. Va bene, io intanto prima di dare la parola a Tonino Busso, perché è anche il protagonista di questa serata, ed è bene che sia lui in qualche modo, appena ci saranno anche le condizioni di oscurità, per raccontare meglio quello che è il cielo sardo. Intanto bisogna capire chi è Tonino Busso. Ecco, lui viene da Ollollai, dove è stato anche sindaco per una legislatura o più legislature, insomma sempre impegnato a livello amministrativo. Poi è stato insegnante, ora in pensione, insieme alla moglie, insegnante di lettere nella scuola media di Ollollai, ed è sicuramente in questo contatto con il paese di origine, partendo dall'infanzia, che è nata questa passione, prima di tutto per le tradizioni di Ollollai, che è un centro della Barbagia che ha conservato molto bene i costumi sardi, gli usi, come del resto molti paesi, molte comunità dell'isola che in modo molto riservato sono riusciti a tramandare, a conservare, a tutelare, anche a valorizzare, ecco, negli ultimi anni un patrimonio di costumi, di usanze, di tradizioni, di lingua, insomma una civiltà molto, molto complessa. Sicuramente questo interesse per l'astronomia sarda nasce in questo clima di contatto con la cultura locale. Ecco. Il libro che è in vendita oggi ha per titolo L'incanto del cielo stellato, poi storia miti, credenze popolari della Sardegna. Non aspettatevi un testo di astronomia scientifica, ma come dice appunto il sottotitolo, un'idea, ecco, di cielo sardo, dimensione spaziale, temporale sarda, vista con gli occhi delle popolazioni locali. In qualche modo Tonino, attraverso un lavoro molto scrupoloso di ricerca, che è partito anche considerando un lavoro di pubblicista, curando una rubrica nelle pagine della Nuova Sardegna, è riuscito a raccogliere quel materiale e poi a dedicargli una mostra, la quale mostra poi è confluita in questo testo con delle sistemazioni varie. Quindi il libro nasce in questo interesse, ecco, per la cultura locale che fa parte di Tonino Busso, ma anche di una cultura molto diffusa, soprattutto oggi, del recupero nei territori di quella che è la dimensione locale. Un altro aspetto, ecco, di questo libro è che nasce ovviamente grazie a questa passione di raccolta, ma anche girando, perché ci vuole tenacia, ecco, per costruire testi come questo, girando nei territori, raccogliendo informazioni, chiedendo, utilizzando i toponimi, perché quando ci muoviamo, ecco, in uno spazio, in un ambiente geografico, oltre a considerare, come in questo caso, nel caso di Monache San Pietro, le caratteristiche tipologiche, ecco, della muratura, bisogna considerare che cosa c'è intorno, se c'è un fiume, se c'è una montagna, scusate ma mi allontano e così via. Quindi nasce raccogliendo questo materiale. In premessa qui abbiamo sia una premessa di Luciano Piras, che ne fece una recensione nelle pagine della Nuova Sardegna, e anche una presentazione molto utile per capire il testo di Tonino Busso. Luciano Piras dice che questo potrebbe essere una sorta di vocabolario dedicato all'astronomia sarda. Io direi che oltre a essere un vocabolario può essere anche un archivio
iniziale che poi col tempo si potrà anche completare con raccolte proprio anche successive nei territori e in qualche modo ecco, implementare ancora di più. È un testo semplice, anche nel modo, nello stile con cui è raccontato. Sono 4 capitoli, uno è dedicato alla grande tradizione astronomica che parte dal mondo egizio, babilonese, fino a Galileo e così via. Poi c'è questo cielo sardo che appare attraverso dei nomi, ecco poi daremo la parola a lui, inizierà lui a illustrarcelo, attraverso una dimensione del tempo raccontata dai sardi. Ecco, le comunità sarde in qualche modo è vero che erano chiuse, ma c'era anche un collegamento però tra diversi territori. È vero che la Sardegna fino all'inizio del Novecento è arrivata in un modo molto, molto caotico, ha conosciuto la modernità con la Prima Guerra Mondiale, però le comunità già in precedenza erano in contatto tra loro, poi a un certo punto si chiudevano e vivevano la loro realtà seguendo il ciclo delle stagioni, in una dimensione di proverbi, di modi di dire, seguendo in qualche modo quella che era il ritmo, la vicenda naturale degli eventi. Ecco, questo è un aspetto interessantissimo di questo libro, perché in fondo è anche il messaggio del libro. Ecco, non è che oggi abbiamo anche una visione del tempo, soprattutto meteorologico, molto, molto accelerato, determinato da questo fluire caotico di informazioni che ci sollecitano in modo ansiogeno e continuamente, e che rendono la nostra vita in qualche modo molto frenetica, probabilmente lontana anche da questa dimensione più naturale che dovrebbe essere quella più consona all'uomo, in qualche modo alla naturalità dell'uomo, a quelle che sono le sue inclinazioni. In qualche modo ecco, il messaggio di questo libro è la rievocazione di un passato, ma non perché bisogna essere nostalgici o romantici, dove il tempo aveva un ritmo più lento e dove si viveva in una dimensione sicuramente più naturale, più equilibrata. Le cose cambiano, io qui dissento un po' da un'espressione di Tonino che dice che in Sardegna a un certo punto questo patrimonio di idee, di tradizioni scompare nel momento in cui arrivano i dominatori. Io non so se questo sia vero, perché i sardi in qualche modo sono stati anche, oggi si usa questa parola forse abusandone, resilienza, sono stati resilienti, resistenti. Ecco, Liliu diceva una sorta di resistenza interna che in qualche modo li ha resi, citando un romanzo che è Il Gattopardo di Lampedusa, quasi, non dico non presenti, però in qualche modo vivendo gli eventi, quindi passaggi anche di altre popolazioni, ma quasi ignorando e continuando in proprio i loro costumi, le loro civiltà, i loro modi di fare. Ecco. In questo senso la Sardegna è arrivata alle soglie del Novecento, conservando tutto questo patrimonio identitario che affonda le sue radici soprattutto nel Mediterraneo. Ecco, trovare delle radici, dei momenti storici ben precisi in tutto questo sarebbe cosa sicuramente impossibile, perché cercare un'adattazione a quando nasce questo modo di definire il tempo, l'astronomia, la temporalità è una cosa molto ardua. Sicuramente a mio avviso un momento di passaggio, poi diamo la parola a Tonino, momento di passaggio fondamentale quando in Sardegna arriva, come del resto anche in molte altre regioni, arriva la corrente elettrica. Sembrerà banale dirlo, ma qui da noi, per esempio in questo territorio, a Nuoro, con i Gallisai negli anni 30, anni 20, anni 30, quindi gli anni 50, probabilmente lì, con l'avvento anche della società di mercato e la società di massa, che le cose iniziano a cambiare. Allora il cielo sardo inizia a sparire, forse si guardano meno le stelle, si guardano più i lampadari dentro la propria casa, la Bajou, e in qualche modo si chiude definitivamente un'epoca. Il libro va visto ecco, in quest'ottica di riscoperta, di bella riscoperta di tradizioni, di riapparizione attraverso l'espressione che ha usato Nino, di disseppellimento di un mondo che sembrava scomparso. Ecco. Io chiudo. Ho cercato di dare un'idea ecco, del libro, ma darei a questo punto la parola a
a Tonino Busso. Grazie. Io vorrei parlare sotto le nuraghe. Mi sono scritto qualcosa, ma me lo rileggo un altro momento. Sono indeciso se parlare in italiano o in lingua sarda. Allora, prendi su sardo? No. Non c'è. Allora parlo sardo. No. Sono dinanzi a un monumento sardo, antico, un presulazis. Nono. Sono sotto uno dei più antichi monumenti sardi. Questo è sardo. Questo è sardo. Come faccio a parlare italiano dinanzi a un monumento così sardo? Ve lo posso tradurre, perché gli abitanti di un tempo che hanno costruito questo grande monumento, che è il simbolo della Sardegna, parlavano sardo. Prima di essere colonizzati, prima dell'esistenza di Roma, prima dell'esistenza dei Greci, degli Etruschi, c'erano questi qui, che hanno sovrapposto queste pietre, che hanno orientato questi monumenti a est, verso il sole. Cara sole, cara Susole, cara Deusu, perché il sole per loro era il Dio e lo chiamavano Deusu. Giudeusi soro ussusole. E indietro, in palasa, le spalle, zaspalasa, non quelle eoliche, non quelle eoliche che non vogliamo, dietro di loro era ovest e si chiamava Palasa Deusu, ma loro costruivano queste grandi costruzioni, la grandiosa civiltà nuragica, che poi è stata sepolta per secoli, non si capiva perché, non ne parlava mai nessuno, dalle varie civiltà che ci hanno colonizzato, con queste pietre erano state costruite da personaggi e da persone che lavoravano il bronzo, prima il rame, poi il bronzo e poi il ferro, e tutto intorno c'era un gran da farsi, e questa è una grande testimonianza. E parlavano una lingua che era sconosciuta ai più e anche a noi sardi. E io non dovrei parlare il sardo, io conosco il sardo, l'ho insegnato insieme all'italiano nelle scuole del mio paese e anche in molte scuole dell'isola, anche se era proibito a casa mia in Sardegna
nelle scuole della mia isola parlare sardo. Da chi? Dai dominatori, che sono numerosi. Infatti ci dicevano che questo mese, settembre, non si doveva chiamare Capidanni, Capodanno. Ma quale Capodanno? Capidanni, Caput Anni. Latino, sì, ce l'hanno insegnato i bizantini. In questo momento, in questo periodo, una stella non si vede da qui, perché ci sono i monti del Montalbo, che sarebbe Monte Albo, come album, l'albo da disegno bianco, un monte bianco, cioè di colore chiaro, compare una stella che poi è un pianeta e si chiama Venere. Beh, i sardi la chiamavano Sisteddu Chenadore, cioè la stella che appare all'ora di cena. All'ora di cena, cioè a quest'ora. È un poeta della montagna, delle nostre zone, delle mie zone, che si chiamava Montanaru, proprio perché era della montagna. Diceva: Isteddu de sumerie chi torras a sumanzanu ponarre ad ogni umano pesa cair fattende die, cioè stella del pomeriggio che torni la mattina per dire ad ogni umano alzati che sta sorgendo il sole. Una mini introduzione per dirvi che noi siamo un popolo a sé stante, che abbiamo una storia a sé stante, che ha una sua identità, una sua lingua, una lunga storia molto ricca, pur fatta di dominazioni, ma è ricca di geografia, è ricca perché è un popolo che ha una sua sovranità purtroppo limitata, di cui parleremo a lungo. Però intanto voglio ringraziare con tutto il cuore chi mi ha preceduto per le parole proprio di Antonello Pipere, che è stato molto generoso con me per il mio libro, che non è altro che una lunga ricerca che mi accompagna da quando ero giovanissimo studente, che per la prima volta durante le scuole superiori è andato in gita scolastica, si chiamava allora, oggi si chiama in modo diverso, a Milano, ed è andato a visitare il planetario di Milano nel 1965 e toccando un bottone ci facevano vedere l'Orsa Maggiore, che i sardi chiamano e chiamiamo ancora Zossette Vradese, che fra poco vi farò vedere col puntatore. E poi ci hanno fatto toccare un altro bottoncino che allora in quel periodo ci sembrava una cosa magica. Oggi non c'è più nulla di magico, ed è apparsa la costellazione Tesosatero Setevrader Minorese, la cosiddetta Orsa Minore, consisteddu puntadore, che sarebbe la stella polare, che noi sardi chiamiamo anche Sisteddarzu per collegarmi con Stellarium o Stellaria, che è il bel grande coro che ho sentito meravigliosamente cantare una delle più belle nostre canzoni, che è Procurate moderare Baronessa Tirandia, che ci sta bene in questo periodo, che ci stanno tiranneggiando in modo
forzato veramente per chi lo ritiene forzato, altri non lo ritengono, io lo ritengo forzato, perché ci stanno prendendo per le spalle davvero con altre palas che non ci piacciono, ad alcune piacciono e diciamo che le palas servono pure, purché non ci sia la speculazione, nel senso che quando ci serve la luce elettrica, ci serve il telefonino, ci serve la cultura, purché sia dominata e richiesta e governata da noi, non dagli altri, suppongo io questo. Poi è un argomento che stasera non dobbiamo toccare stasera, però non deve essere dominata dagli altri, dobbiamo essere noi a dominare le nostre cose, la nostra autonomia che è insufficiente, in quanto io sono di quelli che vuole l'indipendenza, non la separazione, ma l'indipendenza nel senso che dobbiamo essere sovrani, non subalterni, sottomessi, eccetera, eccetera. Vabbè, non usciamo fuori tema. Vabbè. E allora, so sette vrader mannoso e so sette vrader minores, esiste un puntatore che è qualcosa che serve per orientarci e la vedremo fra poco. Sisteddu polare che si chiama in sardo anche Sisteddu de mezzanotte, per chi non capisce il sardo, la stella di mezzanotte. Perché? Perché se mezzogiorno è indicato o indica il sud, dall'altra parte c'è la stella di mezzanotte che è la stella polare. Sisteddu de mezzanotte è la stella polare e i sardi la chiamano Sisteddu de mezzanotte. Purtroppo, dicevo, non possiamo vedere Venere, che viene chiamata anche Sisteddu de Sosanzonarzos. Perché Sisteddu de Sosanzonarzos? Perché anche i pastori sceglievano gli agnelli più belli, i migliori agnelli, quando istellavano in pratica, cioè che erano le stelle. In pratica gli agnelli migliori erano quelli che i pesavano, l'essa gamma. È stata spenta volontariamente perché già appaiono un po' di stelle, ma ancora devo dire qualcosa e poi facciamo cantare anche il coro. Poi è mancata la luce, ma non fa niente perché posso parlare lo stesso, tanto il mio microfono non dipende in questo caso dalle pale eoliche. E quindi posso continuare, mi sono reso autonomo per stasera. Allora, volevo dire che quando i pastori svezzavano gli agnelli, alcuni li vendevano, altri li facevano crescere ed erano i migliori, si diceva che erano le agnelle migliori e urini las pesavano proprio e quindi urini sosisteddoso las istellavano sa cervese e quindi era la stella, il pianeta de Sosanzonarzos proprio, no? Venere, la migliore. Tra l'altro era quella più celebrata dai poeti. Per Dante era la stella più bella, il pianeta più bello. Per Foscolo non se ne parli altrettanto, quindi celebrato nella letteratura. Però è il pianeta meno abitabile, perché tra l'altro fa
un movimento retrogrado, nel senso che gira all'inverso. Il pianeta Venere, per esempio, sorge, se uno vivesse a Venere, da Venere, vedrebbe il Sole sorgere ad ovest e tramontare ad est. Intanto è inabitabile in quanto la temperatura è a 475 gradi centigradi, per cui si scioglie il ferro, si scazzara su Brunzu e insomma è inabitabile. E poi quando Galileo nel 1609 per la prima volta nella storia dell'umanità ha puntato il suo cannocchiale prima sulla Luna e poi si è accorto che la Luna era come la Terra, cioè aveva le montagne e aveva i crateri, eccetera, eccetera, si è reso conto quindi che non era qualche cosa di divino, ma era qualcosa di più tangibile, e poi l'ha puntato anche su Venere. Si è accorto addirittura che Venere aveva le fasi come la Luna, cioè c'era Venere a metà, Venere a un quarto, Venere a tre quarti e Venere piena come la Luna. E questo gli ha dato ancor più fiducia nel fatto che che avesse ragione Copernico, per cui il sistema copernicano era più veritiero di quanto invece non lo fosse il sistema tolemaico. Prima Venere, altro fatto, Venere per esempio era considerato un pianeta addirittura la sera e un pianeta anche la mattina, pensavano fossero due pianeti, infatti si chiamava Lucifero e tra l'altro cioè Lucifero la mattina e di sera aveva un altro nome pure, Vespero, e invece poi si sono accorti che si parlava della stessa cosa. Qualcuno mi diceva qualche sera, ma no, ma guardi che Montanaro parla così, quindi domattina per esempio, adesso siccome parla del pianeta che sorge la sera e poi sorge anche la mattina, quindi lo possiamo vedere anche domattina, no, quella è una licenza poetica di Montanaro, non è che tutte le sere è il primo che sorge e poi è l'ultimo che tramonta la mattina, no, è a periodi, è una licenza poetica in effetti quella di Montanaro. Infatti Venere era da parecchio che non si vedeva, adesso in questo periodo comincia a vedersi per un'ora, fra un po' non la vediamo più, adesso come dicevo all'inizio si vede poco, qui non si vede perché ci sono le montagne, per esempio si vede perché è vicino al mare, per dire, ad ovest, nel golfo di Oristano, per dire, si vede benissimo per un'oretta, man mano che si va avanti si vede anche per 2 ore, ed è il primo pianeta che si vede al tramonto ed è luminosissima. Poi ci sono dei casi particolarissimi in cui la si può vedere anche di giorno. Mi è capitato una volta di vedere la luna, una falce di luna e anche Venere nel mese di giugno verso le 4 del pomeriggio, ed era un fatto spettacolare, ma mi attardo troppo a parlarne e quindi rischiamo di non vedere altre cose. Ed era spettacolare aver potuto vedere, infatti quando ho chiamato degli amici ero in cortile a casa a Ollolai per vedere questo spettacolo. È già difficile a quell'ora d'estate
verso le 4 di pomeriggio vedere questa falce di luna. Figuriamoci vedere anche Venere, che sembrava come possiamo dire, un prezioso gioiello attaccato ad un orecchio d'estate che si è spostato da una parte all'altra verso le 4:30 del pomeriggio. Poi di sera era brillantissima come al solito prima del tramonto e dopo il tramonto ancora di più. Ecco, io in questo momento mi fermo qui perché cominciamo a vedere alcune costellazioni, perché delle costellazioni se ne parla molto in teoria e poi di sera magari vederle direttamente pochi riescono a farlo. Invece adesso sto vedendo che si comincia già a punteggiare il cielo stellato, nonostante qualche nuvoletta sia in agguato, ma vedo che ci sono delle costellazioni anche molto interessanti, tra cui di fronte abbiamo già il Carro Maggiore, la stella polare, abbiamo Boot, abbiamo e poi sempre poi diciamo poi l'Imbasarda Duncas sono 7 Brades, e pensate un po' che abbiamo Cassiopea e poi abbiamo le altre, abbiamo anche il grande cavallo alato che si chiama Pegaso, che in sardo si dovrebbe chiamare Zuccavaddu Marmurau, eccetera. Abbiamo la costellazione del Sischerpione, che è da questa parte, che è bellissima, bellissima, con Antares. E adesso prendo il puntatore e ve le faccio conoscere, e così le potete salutare personalmente una per una, sia in lingua italiana che in lingua sarda, perché i sardi avevano tutte queste costellazioni in grande confidenza, ma non perché avevano bisogno di parlarne in sardo, perché era il loro mondo, perché sì, mia moglie mi sta avvicinando il puntatore, sì, ce la fai? Sì. Perché loro delle stelle ne avevano bisogno non per guardare, ecco, questo è il puntatore laser che mi permette, ecco qui per esempio se qualche nuvoletta bisogna spegnere tutte le luci, comprese quelle dei telefonini. Qui c'è adesso in questo momento una nuvola sul Carro Maggiore, allora facciamo così, nel frattempo guardiamo la costellazione, però il Carro Maggiore si può vedere, guardate, vedete queste 2 stelle e poi anche queste altre 2 e poi queste 3, ecco queste 2, 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 sono le 7 stelle del Carro Maggiore. E in lingua sarda sono 7 Vrades. Le vedete? Ecco, se voi collegate qui queste 2 stelle con questa qui, arrivate alla stella polare. Qui c'è una nuvola però purtroppo queste ultime 2 del Carro Maggiore, però c'è qualche disturbo, c'è una nuvola, per il momento lasciamo stare, poi va via la nuvola. Invece ci concentriamo qui
qui c'è questa stella che è molto luminosa, ma molto luminosa, e si chiama Arturo, è della costellazione, di una grande costellazione che si chiama Boot. In sardo si nada, in pratica, Zuzzera un massaggio, è in italiano una brutta parola, il servo pastore. Zuzzera un massaggio, io disaggiudante de summere, aia su un tratto. Il coro che abbiamo sentito si chiama Zucuncordu, e il sumese capitanni si vaghere soscuntrattoso tra sumere e sorteracoso, e si vaga su concordo, le accordo tra issoso, e si vaga su contratto, infatti su concordo in sene che pronarre, se ne ha contratto, e quindi si vaga di comune accordo questa cosa, che sì in su contratto, sì in su concordo non si pone di accordo tra sarvoghe, non è se di un bello cantico come hanno fatto su canto Pacora, non è se un bel canto come hanno fatto poco fa nella bellissima melodia che ci hanno veramente cantato. Ecco, se voi andate più in alto trovate un'altra costellazione piccolina che è a forma di semicerchio, ed è una costellazione che si chiama Zuballo e Savarza o Zuballo e Sarviudas, ed è un ballo che facevano, in pratica in italiano si chiama corona, riuscite a vederlo da queste parti? È un po' in foschia in pratica, c'è un pochettino, ed era un ballo che facevano quando uno veniva colpito da Savarza, che era un ragno pericolosissimo, e allora gli facevano il ballo e ballavano persone, un ballo particolare, ballavano persone di vario genere, donne e basta però, ed erano donne maritate, donne nubili, donne ragazze madri, donne vedove, e il tarantolato era in mezzo. Era capitato a mio padre che era stato punto, ed era intorno al 1935, era d'estate, verso il 7 di luglio rientrava da San Costantino di Sedilo, era dottana col gregge, perché era pastore mio padre, non era industriale del Piemonte, e quindi era andato a Dottana dal medico di mattina presto, e gli ha detto che non aveva la medicina giusta, e a cavallo si intende era andato, non in macchina in quel periodo, e allora gli ha detto vai a Dorotelli da tal medico, il quale lo ha mandato a Nuoro, sempre a cavallo, e gli ha fatto questo chirurgo due punture, e che non gli ha fatto quasi nulla lo stesso, è rientrato a Ololai, e allora gli hanno indicato questa cura de sorvervos, cioè le parole magiche, e de Zuballo e Savarza. Ecco, adesso si vede un po' meglio la corona, ecco la corona qui. E queste donne si sono riunite, gli hanno fatto il ballo, gli hanno anche cantato, perché il malato doveva dare segni di guarigione, che erano rappresentati questi segni di guarigione dal riso, e cantavano in pratica durante questo, e cantavano a ballo.
a ballo, e qualche segno deve averlo dato, ma non è sicuro che fosse proprio quello giusto. E dicevano custasia sa salute, 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 righe, 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 eccetera. Insomma, cose del genere erano, non è che fosse chissà che. E insomma, e questo, in pratica questa corona ricorda un mito famosissimo del greco, e anche noi però avevamo i nostri miti molto semplici. E guariva poi, qualche volta guariva, però forse era guarito magari dalla puntura che gli aveva fatto il medico. Non si sapeva bene perché il motivo, insomma, non è che fosse ben preciso. Ecco, poi abbiamo altre costellazioni. La più importante è questa, guardate qui, ecco, quella dello Scorpione che è questa. E qui c'è la stella più importante della costellazione dello Scorpione, che è Antares, una stella luminosissima, una supernova. Antares, che sarebbe la ante Ares, l'antagonista di Ares, perché è color fuoco, rossa, che rappresenta la guerra, cioè Marte, la contraria a Marte. Antares, vedete dopo Ares, qui non si vede, c'è l'albero, dopo lo Scorpione, che è una costellazione sempre vicina all'orizzonte. Vederla così è una meraviglia, perché non tutti i cieli sono così limpidi come quello sardo, perché sono in cielo inquinamento luminoso spesso. Qui invece abbiamo un cielo limpidissimo, nonostante i paesi, ma non è che siano molto, non è che disturbino molto, vedete un po'. E quindi queste sono, questa bellissima costellazione, lo Scorpione, che appunto in pratica ha ucciso Orione, che si vedrà molto più tardi. Orione è un'altra grande costellazione, e qui vicino c'è Sagittario, che è pronto per lanciare la sua saetta per uccidere lo Scorpione, che ha ucciso a sua volta Orione, come dicevo prima. Poi qui abbiamo, se vedete, se state attenti, qui c'è un fiume enorme. Vedete questa? Che cos'è? La sapete, no? Cos'è questa? È la Via Lattea, che i sardi chiamano Savia e Sapazza. Savia e Sapazza, oppure Samuregga, la muraglia, la grande muraglia cinese, la conoscete, ne avete sentito parlare, anche quello è un reperto archeologico importantissimo che segue Savia e Sapazza. Savia e Sapazza, che lo stesso è legata a dei miti meravigliosi che vengono ricordati per la vigilia dell'Immacolata, quando i giovani vanno a fare le serenate alle ragazze, terra, ruvia terra, e fanno e combinano matrimoni la notte dell'Immacolata, Zanotte Sarfirgines. E poi abbiamo il famoso triangolo estivo, che è formato da, adesso lo vedete, dovete sollevare il capo, il famoso triangolo estivo, che è formato da 3 stelle. Questa è Vega della costellazione della Lira, questa è Dereb della costellazione del Cigno, e questa è Altair della costellazione dell'Aquila.
se le riunite insieme formano questo grandissimo triangolo. I ragazzi delle nostre scuole, quando lo facevamo vedere, si chiedevano se era un triangolo isoscele o scaleno o equilatero, insomma, eccetera. Questa, se notate, la più affascinante è la costellazione del Cigno, questa qui, che ha forma di croce, questa. E perché è importante? Perché la costellazione del Cigno viene chiamata in sardo Zarughe de Santugantine, la croce di San Costantino Magno. Pare che a ottobre del famoso scontro tra Costantino Magno e Massenzio su Monte Milvio, cioè Costantino, non ancora santo, poi non lo è mai diventato secondo la Chiesa, non secondo i sedilesi, prima dello scontro abbia guardato il cielo e ha visto questa croce e con scritto in hoc signo vinces, il famoso motivo per cui divenne cristiano e ha riconosciuto il cristianesimo come religione dell'impero e quindi ha abbracciato la croce e ha sconfitto il suo avversario Massenzio. Ecco, vedete, questa è la croce di San Costantino. Poi vediamo, dicevo, Cassiopea, ecco qui Cassiopea, vedete qui, Cassiopea in sardo si chiama, ecco Cassiopea, si chiama Ziscala, la vedete qui? È a forma di scala e viene dipinta, viene fatta, viene riportata quando si cuoce il pane, per esempio. Oppure Zatrona, perché Cassiopea era una regina, oppure Zatrona. Poi ci sono tante altre costellazioni. Questa parte di Pegaso, qui, una parte di Pegaso, un prolungamento, è Andromeda, che è la figlia di Cassiopea, che è stata data in pasto a Balena. E allora per liberarla da questo supplizio è sceso in campo Perseo, che i sardi chiamano Corruechervu. Corruechervu perché rappresenta è un pezzo di un corno del cervo. Il cervo per i sardi era sacro perché rappresentava il sole, perché le sue corna sono i raggi del sole e il corno del cervo era medicamentoso perché veniva usato per sfregarlo sui foruncoli e poi con le parole magiche appunto questi foruncoli scomparivano. Tra l'altro veniva sepolto sotto i fondamenti della casa per proteggerla. Prima parlavo della costellazione dell'Aquila, perché era una parte di quel triangolo estivo. Anche l'Aquila era un uccello importantissimo, rappresentava lo stesso il sole, infatti volava in alto nel cielo, eccetera. Direi che un po' ci fermiamo e così poi continuiamo dopo e diamo spazio al coro. Tutte queste cose si possono trovare la stella polare si è liberata? Si è liberata, bene, allora vediamo un po', ecco qua, benissimo, è vero, sì. Dunque, ecco il carro maggiore, si vede trionfante, il carro maggiore, eccolo qui, Sossette Vrades si trovano anche come toponimo vicino a
al monte, cioè si trovano vicino nel sud-est della Sardegna, dopo Quartu. Si chiamano i Sette Fratelli in italiano. Ed ecco qui, allora partiamo da qui, da questi ultimi due, e arriviamo, ecco la stella polare, che è l'ultima dei Sette Brader Minores, che non si vedono molto, e questi, ecco qui, gli ultimi due, purtroppo non sono molto visibili. Vedete, questi sono i 4 del piccolo carro e gli altri 2 e il terzo, l'ultimo. La stella polare è la stella più luminosa dei Sette Brades Minores. Vi vedete qui? Sistema puntadore e sistema de mezzanotte posso salvos. La vedete? Questa è la stella polare. Se voi scendete perpendicolarmente giù, qui, questo è il nord, all'orizzonte. L'orizzonte per i sardi si chiamava Zaria, cioè il cerchio, Zuballutundu, l'orizzonte, Zaria. Come Zaria si dice quando si cantano i riti funebri attorno al defunto. Quella è Zaria, altrettanto l'orizzonte. Per il momento allora mi fermo, lasciamo spazio al coro oppure a qualche domanda, quella che volete, e poi ho altre cose ancora tante da raccontarvi, non tutte, molte ve le potete leggere per chi ne ha voglia di leggere il libro, e continuiamo a parlare. Grazie. Allora adesso vi faremo ascoltare un brano dal titolo Gira Saroda, ovvero Gira la ruota. Illusione. Ecco. Prego. Gira la ruota, gira Saroda e trunca sa catena, gira la ruota e rompe le catene. È un inno alla vita, è un brano scritto da Soleandro, come anche Savitri, che poi sentirete più avanti. Un inno alla vita, dicevo, la ruota a volte gira nel modo giusto, altre volte gira nel modo sbagliato, e quindi l'augurio che si fa all'autore è quello che la ruota giri sempre nel verso giusto e che rompa queste catene che bloccano questo suono. Poi Dare sono nel verso tutte le giusto. stelle. Gira Saroda, grazie. Vada di un'isputa o povertà e chi camuso è a mangiare Sardina tanto non vale niente, Saroda gira sempre per Calivurosa allegria, un sale due Maria, ma tutto sta lacrima alle mare, ma costa che
che ancora non ha discontato sapena, gira Sarona e trunca, sa catena, gira Sarona e trunca, sa catena, gira Sarona e trunca, Allora bisogna spegnere la luce. Dobbiamo abituarci al buio, spegnere tutti i telefonini. Perché dobbiamo abituarci al buio tutti quanti. Ah, sono troppo vicino io alla cassa. Ecco, ma mi avvicino qui, sì. Sì, grazie, sì. Ecco, quindi dicevo che vedete, le stelle si spostano continuamente. C'è questa, la Via Lattea, che è molto ampia. Questo vento sta facendo rumore, questa brezza bellissima, dopo tanto caldo, ci permette di stare un po' al fresco. Ecco, fra alcune ore avremo potuto, perché non è che possiamo stare fino a tardi, vedere altre costellazioni, perché dicevo prima, i sardi, soprattutto i pastori, usavano le stelle come calendario. Adesso infatti spengo anche il puntatore un po', perché quelle le abbiamo già viste, e lo usavano come calendario per poter per poter conoscere tante cose. Per esempio lo usavano per orologio anche. Durante il periodo estivo autunnale, fra qualche ora uscirà una costellazione che veniva chiamata Zugurdone, cioè è a forma di grappolo. In italiano si chiamano le Pleiadi, e i pastori le chiamavano dalle nostre parti Zugurdone. Ed era quando usciva questa costellazione, i pastori portavano le pecore al pascolo perché c'era troppo caldo di giorno. E a che ora dovevano riportarle all'ovile? Quando usciva un'altra costellazione, un'altra grande costellazione, che si chiamava la costellazione di Orione.
E in sardo questa costellazione di Orione veniva chiamata in vari modi, in 2 modi almeno, o Sosistentales o Zorvachedos. Quando uscivano Sosistentales o Zorvachedos significava che era ora di far rientrare le pecore in ovile, cioè verso le 4 del mattino. I pastori facevano a turno, si intende. Questa notte tocca a me, domani notte tocca a te. Quindi le stelle non erano un optional, erano uno strumento utile. Oppure le stelle, per esempio, indicavano come calendario quando cadeva la Pasqua di resurrezione, si intende, Pasca Manna. Pasca Manna è una festa mobile ed è una festa che è stata stabilita in base alle regole dettate da un concilio convocato da quel Costantino Magno di cui parlavo prima. La Pasqua può essere primitiva o secoziana, cioè può essere anche nel mese di marzo, a fine marzo, o può essere anche a fine aprile. È sempre poco dopo il 21 marzo, ma sempre prima del 25 aprile, e dipende dal Sole e dalla Luna. È sempre legata all'equinozio, quindi dopo il 21 marzo, e alla Luna. Infatti la Pasqua cade tra l'equinozio di primavera e quindi in pratica si deve essere, è in pratica legata proprio in questo caso, è la prima domenica dopo, in pratica legato proprio in pratica la settimana santa, in cui c'è la luna piena, la prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Infatti cosa succede? Che nella settimana santa c'è sempre la luna piena. Capita sempre che ci sia la luna piena. E quest'anno, per esempio, è capitato che la luna piena era entro il mese di marzo. Infatti era Pasqua a marzo, una Pasqua proprio anticipata. Pasqua bassa, e invece in altri casi c'è la Pasqua alta. C'è la Pasqua alta. Ma Pasque in Sardegna ce ne sono parecchie. C'è la Paschigedda, la Pasqua è Natale, c'è la Pasca e Sostre Res, c'è la Pas Innuzza o Pasca e Sostre Res, sempre, cioè la Befana in pratica, c'è la Pasca Manna, c'è la Pasqua di Resurrezione, e c'è anche la Pasqua di Pentecoste o Pasqua Evrores. Ci sono molte Pasque. Poi c'è anche un calendario che è di importazione ed è il calendario pisano, quello in cui inizia l'anno che inizia a marzo. In pratica, cioè quello che inizia con
l'incarnazione di Cristo, il 25 marzo, quando quando l'Arcangelo Gabriele, il 25 marzo, si presenta a Maria dicendogli Ave Maria, grazia plena. E infatti a Pisa e nel Granducato di Toscana l'anno iniziava sempre il 25 marzo e non il 1 gennaio. A Orani, per esempio, il 25 marzo era sempre una grande festa e facevano anche zuccocone, cioè il pane dei vinti Chimbe, a Gonare, nel monte di Gonare, perché pare che il giudice di Torres Gonario avesse visto durante il rientro dalla guerra, dalla crociata in Terra Santa, dopo una tempesta, avesse visto il monte di Gonare e avesse fatto voto di creare una chiesa se si fosse salvato da questa tempesta. E in effetti si è salvato e pare che abbia dato inizio con una cappella alla costruzione che ancora oggi vi è lì. In effetti ha conosciuto San Bernardino da Siena, San Bernardo da Chiaravalle, e si è fatto in seguito anche, era già giudice del Logudoro e si è fatto poi anche monaco. Era già convertito, tant'è vero che ha fatto anche la crociata, ma poi però si è fatto anche monaco ed è andato a Clairvaux, alla fine si è dimesso da giudice ed è andato a Clairvaux come monaco ed è morto anche in odore di santità e ha fatto molte donazioni alla Chiesa e però durante la sua gioventù è stato a Pisa e quindi nella zona Ottana, Orotelli e vicino ad Orani ci sono delle chiese romanico-pisane e quindi c'è questa festa del 25 marzo che ricorda il Capodanno pisano. Infatti a Pisa fino al 1750 si iniziava il Capodanno il 25 marzo. E tenete conto, cioè quando si iniziava, perché si iniziava il 25 marzo? Perché iniziavano l'anno ab incarnazione e non alla nascita di Cristo, cioè 9 mesi prima, 25 marzo è 9 mesi prima del 25 dicembre, cioè il giorno dell'annunciazione alla Vergine Maria, cioè ab incarnazione. Quindi pensate bene un po', no? C'è tutto un bel motivo, e quindi un'altra forma di calendario pisano in questo caso. I pisani in Sardegna hanno dominato per molto tempo, ci sono tutte le chiese romanico-pisane presenti in Sardegna. Noi facciamo parte, io, mia moglie e tanti altri, facciamo parte degli amici del romanico, che siamo un gruppo molto numeroso, ci sono tantissime chiese romanico-pisane in Sardegna, un patrimonio immenso e molto interessante, ha una storia grandiosa, e quindi questo è un fatto importantissimo proprio, no? Ci sono delle tradizioni interessanti, a parte la dominazione, tutto quello che volete, eccetera,
però ci sono degli aspetti culturali, religiosi di grande interesse, insomma, che hanno delle ricadute importanti sulla nostra storia, compresi i toponimi di cui si parlava prima, che interessano i nostri paesi, le nostre comunità, la storia della Sardegna, eccetera. E quindi anche il nostro cielo, insomma, ecco. E così via. Se avete delle domande sono a disposizione. Forse siete anche stanchi magari. Il freddo è una componente a sé stante, quando funziona il cervello, il freddo lasciatelo a parte. Prima c'era caldo, vero oggi? Ah. Qualche curiosità, per esempio, ecco, sulla Luna, per esempio, la questione della Luna, che era importante proprio, no? Vedete il rapporto che c'è tra la Luna e il Sole, la Luna e i ragazzi, i contos della Luna, per dire, no? Le lunazioni, le filastrocche, Luna, Luna, ghetta minduna, è una mela, è un aranzu, cocche sachena, cocche su pranzu, in via Michela, chin sorretua, abua bua. Luna, luna, pische da pruna, pische da prana, sai sarana, sai sosanettos, dringhili, tringhili, sono zoletos, queste canzonette c'erano in giro dappertutto un po', no? Quando la luna era corrosa suso e corrosa zosso, non è che si diceva luna calante, luna crescente, eccetera, la luna serviva. E poi le stelle, per esempio, non si potevano contare. Quando contavi le stelle, gli anziani ti dicevano no, non si contano le stelle, perché le stelle erano divinità, perché altrimenti se le contavi ti crescevano i porri, ti uscivano i porri, sostiporioso. E allora c'erano i medicinali per i tiporri, per il sosporroso, per sostiporioso, e ti facevano le cure che erano raccolta di giunchi, e per ogni porro facevano un nodo e poi ti dicevano le parole magiche, cioè Zorvervos, e tu dovevi dopo buttare i giunchi in un punto in cui non passavi più, e in luna calante, perché così appena la luna calava del tutto sarebbero spariti i porri, se facevi da brava e se seguivi il bugiardino, perché quello era il bugiardino, da non leggere, era orale, tutto orale, chiaramente. Come? A parte Venere c'era Giove, per esempio, il re dei pianeti, si chiamava Iovia. Iovia, e intorno a Giove c'è tutta una serie di racconti, per esempio Sinavada. Cerchesemus una Iovia senza norviere, una Diesemus senza norviere, oppure Vezzu Perdale, cioè una dovia, cioè Vezzu è una dovia, cioè dai Tempurmeda. Si nada tutto l'una Murgaino. Questo si dice. O Saturno, Saturno, forse si vede più tardi, adesso appare quello degli anelli, ecco per esempio Saturno, che è stato scoperto anche lui, anche Saturno da Galileo, però non è riuscito a vedere gli anelli, e infatti diceva Saturno agli orecchioni. Non è riuscito col suo cannocchiale, Galileo purtroppo poi non ha potuto continuare gli studi, perché gli hanno detto se continui così farai una fine un po', capito? E non aveva ragione neanche lui e neanche loro, perché il sole camminava e cammina, però non gli permettevano di dire tutto quello che voleva.
come del resto neanche adesso. Possiamo dire quello che vogliamo. Possiamo chiudere. Grazie comunque. Grazie a Tonino Busso per l'intervento. Se non ci sono domande, adesso sentiamo in chiusura il coro Stellaria con altri 2 brani e poi ci sentiamo tra un po' per i saluti. Cosa dite se spegniamo la luce e ci immergiamo in questa atmosfera più romantica? Che mettiamo a fuoco. Allora adesso noi vi salutiamo con 2 brani, uno è Savitri, come vi dicevo prima, che è il brano che ci ha fatto conoscere, anche questo scritto da Soleandro, e poi come ultimo brano l'Alleluia di Cohen, che tutti conoscete, che noi abbiamo fatto riscrivere da Gian Domenico Addis, che è un autore di Luras, che si intitola appunto Duas Animas. È stato completamente riscritto, quindi le parole non sono quelle originali, ma sono dedicate agli spunti. Savitri, Alleluia, grazie. A volte spesso si visti mamma, quando mi chiesto in stracco e ti lascio sola, sos pensamento lontano dai te, che abbi pensare o chi vivi in casa mia. Vai da intenu e severa sa più bella, fa che valare ogni stella ad allumare ancora sa vita mia. Meravigliosa mia sposa, fresca che fonza de rosa, canta bellezza, vada intro e a e serra sosoio il pensa sue e mori un pari a mie a posu goro fritto che come mare mie tenesa mano mia cadeo soi dennes anima canter bella e perfetta de mennula in fiore profuma saera e tu sei su brotto su vero amore sa luna in galana assale no è su sole esa terra de grazia divina abbaida in tenue severa sa più bella fa che valare ogni stella ad allumare ancora sa vita mia. Meravigliosa mia sposa, fresca che forza rosa, canta bellezza, vada intro e a tie. E serra sosoio il pensa sue, e mori un pare a mie, a posu coro fritto che come pare mie, tenesa mano mia, cadeo soi dennes anima, canter bella e perfetta. Oh.
Sotto le stelle. È più suggestivo. Sì, è vero. Animas che s'amano, due manos che si stringono, profumo del fiore, alleluia. Sa Dio si illumina sul sole che si incanta da s'amore, sa bellezza, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sposa desa vita mia, gente che strisella due sole paradiso, alleluia. Ante uomo canta, ante uomine chi da mala, lui prego pro d'amore, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. In salto de su che lo due, dal Dio de riscura bro, al pozza le speranza, alleluia. Sos angelo li mandana, fortuna chi, oschir che de, isposo le vita, alleluia, oh, alleluia, 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 Bravissimi, complimenti, veramente bravi, eccezionali, delle note splendide in chiusura. Tanto ringraziamo il coro veramente per una prestazione, io non conoscevo, ho avuto modo oggi di apprezzare molto meglio rispetto a quello che si diceva telefonicamente, veramente dentro, fuori dalle aspettative, ecco, però veramente qualcosa di eccezionale. Bene. Ringraziamo il pubblico che è intervenuto, anche per la pazienza fino alla fine. Cielo mi diceva Tonino che oggi era l'ideale per una giornata di presentazione come questa, insomma. E ringraziamo Tonino Busso per essere stato qui tra noi, aver presentato il suo libro che per chi volesse è ancora in vendita lì. E ringraziamo Alberto Pala che ha concesso questa iniziativa. Abbiamo finito, in fondo finisce anche l'estate in questa serata splendida, insomma, tersa e fresca. Era anche ora che arrivasse. E grazie Bene. anche al presentatore. certo. Abbiamo fatto il nostro meglio. Allora, le sedie, ecco, un'ultima raccomandazione, le sedie grigie, mi diceva Alberto di portarle giù alla reception. Ecco. Giusto? Grazie. Per non rimanere senza far niente.
Che bello, bellissimo.